Siamo qui oggi con Sonia Perenzoni, consigliere comunale Movimento 5 Stelle di Montecchio, che è riuscita con coraggio a recuperare questa battaglia, a portarla avanti e a far sapere a tutto il Veneto che cosa sono i FAS e quale sia stato il danno che per anni questa azienda ha provocato alla nostra regione. Siamo qui davanti alla Miteni, come potete vedere, e questa mattina faremo una manifestazione per chiedere con forza l'immediata bonifica del sito. Come sappiamo è da 40 anni che sotto questi stabilimenti ci sono dei rifiuti interrati che percolano dentro la falda e l'inquinamento è arrivato a lambire addirittura Chioggia. Parliamo di un'area gigantesca, la seconda falda più grande d'Europa, contaminata per minimo 100 anni da queste sostanze che sono i PFAS. PFAS che sono molto pericolosi in quanto non sono biodegradabili, cioè noi li accumuliamo nel nostro corpo e li ci restano per una media dai 4 agli 8 anni. Queste sostanze provocano tanti danni, soprattutto perché sono degli interferenti endocrini, quindi vanno a creare problemi a quello che dico io al TFR, tiroide, fegato e reni, e poi abbiamo dei problemi sui bambini appena nati, problemi alle donne incinta, e insomma causano una serie di problemi. Queste sostanze adesso in Europa sono prodotte solo da questa azienda, tutte le altre aziende che le producevano sono state chiuse e chiaramente in Italia invece si può ancora. Noi chiediamo con forza l'immediata bonifica, lo chiediamo sia alla regione che alla provincia che allo Stato, perché lo Stato non ha ancora emesso dei limiti nazionali per queste sostanze, sia nell'acqua potabile che nell'acqua di scarico che nei terreni contaminati. Alla regione, a Zaia, chiediamo di emettere l'ordinanza di bonifica di questa benedetta fabbrica perché è ancora qua e ancora sta lavorando. Oggi è sabato, è chiusa, ma se voi passate qua lunedì è tranquillamente aperta. Che cosa risponde la regione a questa richiesta? La regione proprio ieri ha risposto all'interrogazione di una consigliera regionale che la Miteni non è una fonte di pressione, cioè praticamente siccome ha fatto una barriera idraulica che funziona per modo di dire, è a posto, può stare qua. Il biomonitoraggio, quindi il monitoraggio dal punto di vista della popolazione, a che punto è? Stanno pian piano analizzando tutti i ragazzini dai 16 fino agli anziani dei 65 anni, dei 21 comuni della zona rossa più contaminata. Poi grazie al nostro consigliere regionale che è qua, che chiamo qua, vieni qua Manuel, e Manuel Brusco, abbiamo portato in consiglio regionale un emendamento al bilancio con il quale sono stati stanziati 2 milioni di euro, giusto? Certo. Per fare le analisi anche ai residenti della zona arancione, cioè nei comuni limitrofi diciamo alla zona rossa, quelli più contaminati. Dai primi dati che abbiamo in mano, che cosa risulta? Dai primi dati risulta che i nostri ragazzi sono più contaminati di addirittura quello che era successo alla DuPont in America, quindi abbiamo una contaminazione molto molto più forte qui in Italia rispetto a quella americana. E ricordo che in America si trattava solo di 65.000 persone e la contaminazione era molto più bassa. Lì l'azienda ha dovuto pagare fior di miliardi di dollari di risarcimento danni, pagare l'acqua con le taniche diciamo ai cittadini. Qua invece ecco la situazione. In regione, Manuel, abbiamo una commissione, giusto? Sì, di cui tu sei il presidente? Cioè, sono stato presidente di questa commissione, la commissione non è ancora conclusa perché si sta procedendo con si sta scrivendo la relazione finale. È stato un lavoro molto lungo, qui da presidente ho voluto partecipassero tutti gli attori del territorio, dai cittadini alle associazioni di categoria, a tutti gli enti che sono coinvolti in questo inquinamento e anche all'azienda, perché ho invitato anche l'azienda ed è venuta anche l'azienda a portare la propria posizione. A breve avremo questa relazione, sarà una relazione amministrativa, non abbiamo gli stessi compiti delle commissioni d'inchiesta parlamentari, però servirà a fare ordine, ottenere una certezza su come sono stati i fatti, su come sono andate le vicende e mi auguro che da questa relazione la Regione, che ha la piena capacità e possibilità di intervenire, ha tutti gli strumenti per intervenire, si muova a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Perché pensiamo che la soluzione messa in atto, quella dei filtri, non sia sufficiente? Perché dalle analisi che vengono svolte i dati sono comunque allarmanti, sia nel sangue dei cittadini sia comunque negli alimenti, perché è vero che è stato presentato questo primo studio ma la situazione non è tranquilla, quindi noi diciamo da sempre che bisogna intervenire in maniera
importante per questo problema, per garantire la salute dei cittadini. Sono stati fatti sì delle azioni, ai cittadini comunque arriva acqua pulita nelle case, però quelli sono costi a carico della collettività. È giusto che chi ha inquinato ora risarcisca oltre 350 km² e oltre 200.000 cittadini direttamente coinvolti. La legge sugli ecoreati, che è stata da poco approvata anche a livello nazionale, grazie al lavoro del Movimento 5 Stelle parlamentare, prevede che chi inquini paghi. Certo, anche perché qui la legge è stata approvata nel 2015. Qui per tanto tempo si è stati zitti su questo inquinamento, qualcuno sapeva, nel 2013 l'inquinamento dal FAS viene a galla, però dal 2013 ad oggi è stato perso tanto tempo, sono state fatte poche azioni. C'è da dire che comunque la Regione, per quel poco che ha fatto, è stata ostacolata dall'azienda stessa, che ha sempre ricorso contro l'ente pubblico, quindi io credo che oggi siamo qui a manifestare perché bisogna intervenire per la bonifica di questo sito, per mettere in sicurezza i cittadini che vivono in questo territorio, ma anche l'economia di questo territorio, perché l'inquinamento delle acque danneggia anche l'agricoltura, che è importantissima in queste zone, con tutti i prodotti, con i vari marchi venduti in tutto il mondo. Si parla di un'area estesa quanto? Le aree, quelle mappate, sono circa 350 km², però l'inquinamento cammina, va a valle, arriva fino al mare, abbiamo presenza di FAS anche a Chioggia, quindi indirettamente l'inquinamento da queste sostanze è molto più grande. Io mi auguro che anche grazie a tutto il nostro lavoro, esistono le leggi, esistono i vari provvedimenti, ora la magistratura intervenga, perché solo lei può decretare che questa azienda dovrà pagare e risarcire per i danni che ha commesso in passato. Sonia e Manuel, si parlava anche di rimettere in mano quelli che sono i regolamenti che regolano i prodotti, la trasformazione e la manipolazione di tutte le sostanze chimiche, quindi del sistema chimico e dell'industria chimica in genere. Infatti, non solo in Veneto ma anche... Adesso che ti mandiamo a Roma avrai un bel compito da portare avanti. C'è una nostra proposta di legge che parte proprio qua dal basso, dal Veneto, che dice semplicemente una cosa: tu azienda chimica vuoi produrre il prodotto X? Va bene, tu però mi dai tutti i sistemi, i metodi per trovare quella sostanza X nell'aria, nell'acqua e nei terreni. Perché la vostra difficoltà è stata anche questa? La difficoltà è questa per tutti gli enti che devono controllare, ULS, ARPA, eccetera, CNR, eccetera. Loro, se non è come quando vai a farti l'analisi di sangue. Se tu non scrivi che vuoi vedere quanto colesterolo hai, chiaramente loro non te lo cercano. È la stessa cosa, noi nelle acque abbiamo non so quanti tipi di sostanze, però non sappiamo cercarle perché non sappiamo cosa sono e come cercarle. Le cosiddette sostanze emergenti. Emergenti, ce ne sono tantissime. Certo. Quindi noi vogliamo fare questa proposta di legge nella quale tu, azienda chimica, vuoi produrre una sostanza, ok, ma mi dai i metodi, mi dici che sostanza è e mi dai il metodo per trovarla nei tuoi reflui, nelle acque, nei terreni e nell'aria, in maniera tale che io so prima che tu ti inizi a produrre cosa devo cercare e no dopo i 40 anni come è successo qua, perché questo è uno scandalo di proporzioni, guarda, è il più grande d'Europa, per non dire il più grande inquinamento a livello mondiale della PFAS. Quindi non solo come cercarli, quindi il metodo, ma anche poi eventualmente. E dopo vorremmo fare un passo in più, che quello però sarà difficile, principio però ci di proviamo, precauzione. sì, per adottare completamente il principio di precauzione. Allora, tu vuoi produrre questa nuova sostanza, va bene, ma almeno mi fai dei test preliminari nei quali escludi ogni tipo di danno. Sì, dei danni alla salute. Non solo fisiologica, ma anche ambientale. Anche quello sarebbe molto bello farlo.